Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. In data odierna prosegue la protesta dei lavoratori della Collant di Vigonovo, aumentando a 4 ore lo sciopero iniziato la scorsa settimana con 2 ore di protesta. Le organizzazioni sindacali Filctem, CGL e FEMCA CISL sono intenzionate a proseguire e aumentare le iniziative, si legge in una nota ufficiale, fino a quando l'azienda non tornerà a ragionare in modo condiviso degli obiettivi per il raggiungimento e il pagamento del premio di partecipazione. Venerdì 19 maggio proseguiremo, continuano i sindacati, con un'altra giornata di sciopero e lunedì 22 maggio andremo con i lavoratori a distribuire dei volantini nel mercato di Vigonovo. Elezioni amministrative 2023. Nei comuni del territorio del veneziano chiamati alle urne hanno vinto i candidati di centrodestra. A Martellago la conferma di Andrea Saccarola al secondo mandato. A Pianiga per la terza volta primo cittadino torna ad essere Massimo Calzavara. A San Donà di Piave ha vinto al primo turno, quindi senza necessità di andare al ballottaggio, Alberto Teso, mentre a San Stino di Livenza è stato eletto sindaco Gianluca De Stefani. La cronaca. Alle 18 di ieri, lunedì 15 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Alberoni al Lido di Venezia per l'incendio di una baracca. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi dal distaccamento del Lido con un'autopompa e un'autobotte e con un'autopompa lagunare da Venezia e 10 operatori, hanno spento le fiamme che hanno completamente bruciato il ricovero pieno di materiale vario. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Cambiamo argomento, parliamo di calcio. Questa mattina nell'aula magna dell'Ateneo Veneto si è svolto un incontro in occasione della tappa veneziana del Trophy Tour, vale a dire il viaggio del trofeo della Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023. Il tour, iniziato in Giappone nel febbraio scorso, accompagna la marcia di avvicinamento alla fase finale del campionato mondiale femminile, in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, la Coppa del Mondo sarà esposta in Piazza San Marco, dove gli appassionati potranno ammirarla da vicino e scattare una fotoricordo. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.